Luigi Montagnini, vicepresidente di Medici Senza Frontiere Italia. Una prima domanda, avevate deciso di non tornare in Afghanistan dopo l'uccisione di vostri colleghi, poi avete cambiato idea, per quale motivo? Perché tra il 2004, l'anno in cui è successo questo evento, sono stati uccisi 5 nostri colleghi. Al 2009, quando poi abbiamo deciso di ritornare, le condizioni sanitarie del paese non solo non sono migliorate, ma sono anzi peggiorate. In quest'ultimo decennio l'Afghanistan è l'unico paese insieme ad Haiti in cui la mortalità infantile non solo non è migliorata, ma addirittura peggiorata. E ci sono totali mancanze di strutture sanitarie, le poche strutture sanitarie che ci sono gestite da medici che utilizzano le strutture pubbliche per in realtà convogliare i loro pazienti poi sulle strutture private, quindi è solo di facciata una sanità pubblica, ma in realtà è una sanità privata dove può accedere solo chi ha dei soldi per pagare. Senta, voi attendevate anche di fare un po' chiarezza su quello che è successo a questi vostri 5 colleghi. Può raccontarci l'evento? Sì, sono 5 colleghi che sono stati uccisi in un'imboscata e in condizioni che non sono mai state chiarite, e noi avevamo chiesto alle autorità nazionali afghane di individuare i responsabili di questa aggressione. Questa cosa non è mai successa ed è il motivo per cui noi ci eravamo ripromessi di non rientrare nel paese fino a che non avessimo avuto non solo delle garanzie sulla sicurezza dei nostri operatori umanitari, ma anche sapere che cosa era successo a queste 5 persone uccise. In realtà poi ci siamo rimangiati la parola, ma perché abbiamo messo al primo piano le condizioni sanitarie della popolazione. Certo, senta, voi quando intervenite, fate delle negoziazioni, quali difficoltà trovate? Per esempio nei paesi musulmani, quali resistenze se ci sono e non so, capiscono per esempio la neutralità religiosa che ci può essere da parte vostra o no? Ma a nostro vantaggio abbiamo un nome che è un nome riconosciuto a livello internazionale come organizzazione che garantisce serietà e imparzialità. A nostro svantaggio ci sono spesso delle situazioni tipo l'Afghanistan o peggio ancora la Somalia in cui la situazione politica è assolutamente instabile, quindi non è possibile solo fare degli accordi di cooperazione con un governo centrale, ma bisogna scendere a dei compromessi e contrattare e ricontrattare la presenza costantemente con le varie fazioni che sono presenti sul territorio dove vogliamo operare. Dal punto di vista della religione, in termini di principio sì, viene capita, ma poi nel cuore dei singoli spesso ci sono delle difficoltà a capire che cosa voglia dire la neutralità e l'imparzialità e il fatto di non aderire a una fede religiosa, questo sicuramente. E senta, la stampa e la politica, quanto agevola il vostro lavoro e quanto vi dà una certa sicurezza o meno? Ma nel nostro mandato una delle parole chiave del nostro mandato di Medici Senza Frontiere è quella della testimonianza, quindi raccontare che cosa succede e denunciare quando ci sono dei soprusi o delle situazioni che mettono a rischio la popolazione civile. E quindi noi cerchiamo di sfruttare i mass media, la stampa per poter trasmettere queste informazioni. Talvolta capita che in realtà non solo non vengano raccolte gli appelli che noi inviamo, ma vengono utilizzate, esatto, vengono strumentalizzate o addirittura vengono create delle condizioni che rendono più difficile il nostro intervento. E la NATO? E la NATO in Afghanistan è stato proprio il posto in cui la NATO si è data come obiettivo quello di provare a creare questo tipo di operazioni ibride in cui il potere militare e le organizzazioni non governative potessero cooperare per uno stesso obiettivo, ed è proprio il posto dove invece noi ci siamo opposti con maggiore fermezza a questo tipo di interpretazione della nostra presenza, perché i militari devono svolgere il loro lavoro e non possono essere sicuramente considerate un'entità neutrale e imparziale, è quello che invece vogliamo cercare di fare noi. Senta, rimane critica invece la vostra presenza in Somalia, per quale motivo? Perché
più ancora che in Afghanistan è un territorio parcellizzato, destrutturato, dove il governo centrale è praticamente inesistente e quindi non è possibile avere delle garanzie sul nostro operato, e dove le contrattazioni e le negoziazioni che vengono fatte quotidianamente sono sempre più difficili. I vostri obiettivi in Afghanistan sono diversi da quelli in altri paesi o sono sempre quelli? E quali sono? No, sono sempre gli stessi, perché i nostri obiettivi sono quelli di intervenire dove ci sia un'emergenza umanitaria, che sia una catastrofe naturale piuttosto che una guerra, un episodio di malnutrizione, una carestia. Quindi noi andiamo nei paesi dove c'è una sproporzione tra le risorse sanitarie esistenti sul territorio e le necessità della popolazione. E questo è quello che abbiamo deciso di fare anche in Afghanistan. E intervenite solo attraverso per portare cure mediche o qualcos'altro? Ma il nostro mandato è prioritariamente medico, e poi all'interno del mandato medico c'è anche tutto un corollario di attività che sono assolutamente indispensabili, che sono ad esempio la fornitura di acqua potabile, la creazione di servizi igienici, la garanzia di fornire un tetto, delle protezioni, delle coperte dove servono, nutrimenti, quindi questo fa parte integrale del mandato umanitario sanitario. Certo. La vostra collaborazione con la Croce Rossa italiana invece, come presente? Riuscite a collaborare quando vi trovate nelle zone di guerra o ognuno opera per conto proprio? Ma ci sono sicuramente dei rapporti molto buoni, che nascono anche dal fatto che la Croce Rossa ha sviluppato negli anni una grossa competenza in campo chirurgico, e quindi noi spesso ci riferiamo a linee guida, protocolli e metodi operativi della Croce Rossa, e spesso al di fuori dei contesti in cui operiamo, come può essere questo di oggi, ci incontriamo attorno allo stesso tavolo per discutere le modalità d'azione, quindi c'è un ottimo rapporto. Sui territori cerchiamo di aiutarci vicendevolmente quando ci sia necessità.